Duilio Ines, ormai la terapia di coppia prosegue da diverso tempo, ma io onestamente non riesco ancora a capire che cosa vi dà davvero fastidio l'uno dell'altra. Ma guardi, dottore, se posso dirgli una cosa che mi dà fastidio di Sì. Duilio è che non mi apprezza, non mi valorizza come femmina. Mi fa sentire sempre brutta. Sì, mi fa sentire talmente brutta e inadeguata che guarda, ha scritto un libro. Ah sì, e come si intitola? Inestetismi. Interessante, lo leggerò. Beh, cerchiamo di risolvere i problemi mano a mano che affiorano. Allora, signor Duilio, sua moglie Ines dice che si sente brutta. Ecco, allora le faccio un complimento. Lo so. Un complimento? Sì, faccio un complimento. Dai. Sì, un complimento, dica qualcosa di Dai. bello, no? Qualcosa di bello. Dai, Sì. dimmi, dai. Ines, Sì? ho visto di peggio. Adesso mi sento sollevata, andare in giro col sorriso stampato sì, sul muso adesso. Sì. Vede che funziona, vede che funziona. Mimmo! No, credo fosse ironica. Sì, allora faccio così. Signor Duilio, ecco, a lei invece cosa dà fastidio? A me? Sì. A me mi dà fastidio che io non riesco a capire Sì. cosa che ho a capire. Questo è il problema, non so se ha capito. Quando che so casa, Ines si lamenta che so casa, perché sono in divano, che non faccio niente, se faccio qualcosa sempre devo fare una roba. Io non capisco cosa che devo fare. E ora nel dubbio ciapo e vado in bar. E ora si lamenta perché sono sempre via di casa. E ora bisogna che te mi dici, sentite voi che mi staga in casa o se vuoi stare fuori casa, perché io non capisco. Si lamenta, poi sono sempre in bar. Dice, lei è sempre in bar. È sempre in bar? Sì, ma lei, dico, è sempre in bar, è vero? A me sì che sono in bar, dottore, perché se casa sono sotto pressione, dove vuoi che vaga? Bisogna che vaga via da Lei è casa. sempre in bar? Dottore, allora io glielo spiego, guardi, gliela dico così. Un uomo quando casa è sotto pressione va in bar. E più casa è sotto pressione, più tempo trascorre in bar. Ma questo non lo dico mica solo io, questo ce lo insegna la fisica. Ah sì? Sì. In che senso? Come si misura la pressione? In bar. Ecco. Giusto, certo.